Amici bellini, buon pomeriggio, credo pomeriggio, il tempo che edito il video e lo avete sulla cosa. C'è una curiosità sul giudice Mastandrea che non tutti, almeno non ho sentito ultimamente, nessuno ha ricordato, quindi il video mi sembra necessario farlo. Cominciamo. Allora, prima di tutto vi invito a scaricare OneFootball perché oggi proprio svegliandomi ancora nel sonno, OneFootball mi fa capire che ci sono, perché il ricorso sarà probabilmente facile da vincere, perché stanno uscendo certe novità e più dettagli che fanno capire la buona fede del Napoli, il fatto che noi volessimo partire, ci abbiamo provato fino alla fine, i chiarimenti, vabbè, comunque, cerchiamo, questo non è il conquibus del video, ne ho dette, l'ho spiegato bene, qualcuno anche con calma e senza insultare, pagliacci, qualcuno sta anche cercando di ragionare e apprezzo. Io rispondo a tutti quando c'è il ragionamento, poi quando dicono cose del genere invece TVB, è perché TVB. Prima di andare nello specifico, fatemi ringraziare l'amico Marco Montella che durante la live di ieri, che vi invito ad andare a vedere, lo so, è un'ora di live, è un po' tosta, però abbiamo fatto un'ora di tattica, dopo settimane che abbiamo parlato del nulla, abbiamo fatto un'ora di approfondimento tattico con probabili formazioni, con le formazioni dell'Atalanta, gli schemi, come si può ovviare a questa Atalanta e come possiamo metterlo in difficoltà, è molto interessante, vi invito ad andare a vederlo. Grazie Marco per la donazione su PayPal invece che durante la live, apprezzo tanti, anzi apprezzo di più, ma questo è un altro discorso. Il giudice Mastandrea è quello là che all'epoca, ma nemmeno poi dobbiamo tornare più di tanto, sembra 10 anni fa, ma non è così. Nella partita contro il Lecce il fallo netto di Donati su Milik, fallo dichiarato e insomma ignorato da Giua. Milik fu punito con la munizione per simulazione, poi il VAR non intervenne, nelle giornate successive tutte le moviole confermarono che era fallo netto e Giua fu poi fermato, credo, alcuni articoli dicono per 2 turni, altri dicono per un turno, non lo so, ma comunque fu fermato. Internet così ci dice, la mia memoria non è che può aiutarmi sempre, per fortuna abbiamo internet. E se andate a vedere, Milik in quel caso, nonostante tutti avessero detto che quello era fallo, Milik fu multato per simulazione come da protocollo. Allora, quando noi parliamo del protocollo, quando parliamo di certe prassi giuridiche, no? Che uno dice, ma tu non ne capisci, quindi non dovresti parlarne. Sì, non ne possiamo, non l'ho studiata la materia, ho studiato musica, studio in maniera personale, tattica e calcio, eccetera, perché mi piace l'argomento. La giurisprudenza è troppo complicata, devi studiarla veramente da quando sei bambino. Però almeno ti puoi aspettare una logica. Non dico il buonsenso, perché il buonsenso, per esempio, nell'occasione di Verona-Roma non è stato utilizzato il buonsenso. La Roma è stata comunque punita per un cavillo tecnico di Avarà nella lista sbagliata, anche se non hanno avuto nessun tipo di vantaggio effettivo. Vengono puniti e vabbè, quindi il buonsenso non c'è, non si utilizza. Ecco perché Mastandrea, come all'epoca, anche di fronte a un errore evidente, che di solito negli errori evidenti, quando si dichiara un errore evidente, le partite si rigiocano, si annullano le partite. Ma al di là di questo, proprio per non intercorrere in questo problema, loro devono confermare, è il famoso doppio errore dell'arbitro, che di solito il doppio errore dell'arbitro è quando tu fai un errore in un'area e per compensare lo fai anche nell'altra area. Ecco, quello è un doppio errore, non si fa. Il doppio errore è multare Milik per una simulazione che lui non ha fatto. Il Napoli all'epoca non fece ricorso, proprio perché non sa da fare, perché andiamo avanti, perché non vogliamo alibi, non vogliamo concentrarci troppo su cose che non sono di campo. Oramai la partita è andata, siamo abituati ai soprusi, eccetera, eccetera, e quindi va bene anche così. Il problema è che è lo stesso giudice sportivo e quindi noi da questo giudice sportivo ci potevamo mai aspettare una sentenza diversa da quella che abbiamo avuto? No, loro devono andare avanti per proteggere il sistema calcio dall'interno e praticamente altrimenti se fermavano una cosa poi si crea il precedente, la paura che si va contro un certo sistema di regole,
e di protocolli fatti, che loro si sono fatti quasi non considerando la possibilità che la pandemia potesse peggiorare, il fatto che le ASL comunque hanno giurisprudenza su di loro, cioè sono superiori al protocollo calcistico, e nel protocollo, cioè la Lega ammette, e lo stesso giudice Mastandrea ammette che non può mettere voce sulle decisioni dell'ASL, però ovviamente la logica vuole che quando la decisione dell'ASL è presa, ecco che il Napoli non ha colpe e non può essere punito col 3-0 a tavolino, men che meno col punto di penalizzazione. Alcuni si stanno soffermando sul fatto dell'aeroplano, alcuni si stanno confermando sulla la prima mail non era ostativa, la seconda poi successiva. Per me sono veramente stupidaggini proprio a livello logico. Era chiaro, e l'ASL l'ha ribadito in più articoli e più volte, che anche la prima mail bastava e avanzava. Poi dopo si chiamano chiarimenti, ma semplicemente non cambia il conquibus, che l'isolamento fiduciario significa che ti sta a casa. L'isolamento fiduciario non significa che tu puoi comunque viaggiare, altrimenti i lavoratori che fanno? Sono in isolamento, comunque vanno a lavorare. Non è perché calcio allora si saltano le regole statali e fai quello che vuoi tu. No, la trasferta era pericolosa, punto e basta. Questo è tutto. Quindi speriamo di non dover fare più video al riguardo. Se vi interessano i video sull'Atalanta vi consiglio di andare a vedere la live che ho fatto, e ho consigliato questa cosa di Mastandrea anche ai vari Paolo Del Genio, alla radio ufficiale. Vediamo se tra un'oretta la citeranno, io manderò le cose e vediamo di ricordare un pochino chi è il personaggio e perché non ci potevamo aspettare una sentenza diversa, sentenza che per quanto mi riguarda deve essere ribaltata dal ricorso. Non so tecnicamente quanti gradi di giudizio ci sono, quale la giustizia. Il primo ricorso è comunque una giustizia sportiva, poi ci sarà quella là statale, regionale, il TAR, il TAS. Non ne capisco e non voglio approfondire più di tanto. Semplicemente quando leggo notizie false, tipo la mail è arrivata solo domenica, falso, il Napoli aveva già deciso, falso, perché ci sono i testimoni, ci sono i bagagli già sul pullman, ci sono i bagagli sull'aereo, c'è il pullman prenotato a Torino, c'è un tampone prenotato da fare a Torino proprio per l'eccezionalità del momento. Quindi smettiamola, l'ho dette tutte, veramente mi riprometto di non rispondere più e parliamo solamente di tattica. Non vedo l'ora, manca praticamente un giorno alla partita più bella e attesa in questo momento, dopo questi momenti di stop. Basta così. Da New York Valerio Fluido è tutto. Iscrivetevi al canale, condividete, fate tutte le cose che volete voi, perché ascoltate a questo cretino. Amici bellini, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like. Se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo. Estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn. Saverio Solido, non mi ricordo.